L'inverno sta lasciando il posto alla primavera nelle Ebridi esterne, al largo della costa occidentale della Scozia. Queste scene pittoresche ci ricordano che nei mesi a venire, con il caldo, queste isole diventeranno meta di un gran numero di turisti. Ma adesso è un gruppo di isolani a dirigersi verso la costa nord-occidentale dell'Irlanda. In tempi più antichi, questo viaggio sarebbe avvenuto via mare, passando di isola in isola, attraverso un continuo ininterrotto di comunità di lingua gaelica. Ma oggi l'aeroporto di Benbecula offre un mezzo di trasporto più comodo, con il quale il gruppo arriverà all'aeroporto di Donegal, di dimensioni simili, poche ore più tardi. Del gruppo fanno parte Archie Campbell e Neil Campbell, entrambi di lingua gaelica e cresciuti a Benbecula. Entrambi hanno collaborato attivamente al progetto Voci delle Isole. Con questo progetto, che ormai va avanti da tempo, vengono realizzati video e registrazioni della gente del posto, che vengono poi condivisi su internet. L'obiettivo è aiutare coloro che vogliono imparare il gaelico e allo stesso tempo mettere insieme un archivio che ricostruisca la vita delle Ebridi attraverso le opere e le parole dei residenti. Il progetto ha attratto l'interesse e anche i riconoscimenti da parte di scuole e istituzioni inglesi e gaeliche, e adesso la scuola di irlandese dell'Università dell'Ulster ha organizzato per il gruppo una visita per studiare un progetto che si svolge nell'area del Donegal di lingua irlandese. Lo scopo della visita è di presentare Voci delle Isole alla comunità locale. Il luogo dell'incontro è Iceland Ranna Fest, un centro culturale di recente fondazione. Nel primo giorno del seminario si è prevalentemente discusso, mentre nel secondo è stato dato spazio alle esperienze sul campo. Per prima cosa, Kevin O'Donnell dell'Università dell'Ulster ha rivolto delle domande a Bridanna sul circolo giovanile e ha assistito alla recita di un suo giovane membro. Well, chick mit le chéilen seo a hantarúna de híine agus ní mit cuasaí sport agus salín agus mar a tíir ha bín galar heiris éagsa le láfa thug mit cuairtear asún arí nó farste agus bhí mit míon éite dún si de cregan ar an ire agus ar 9 na héit a héitúil. Bhuaid tú héan dúis sa chumartas? Is jazz agus is íhín. Máidín hiún haurí, dá hí ar an aird, os cin, canal gidóir, am bradan go solar, la feiceat san isce, agus an láfian, agus an chéling, go síos tíb gidóir. In seguito, Neil Comer ha rivolto delle domande al direttore del centro, E. McCreary, sui notevoli lavori in muratura presenti nella zona. Could you mar tóga an bailach tása go an bailach tógal hartar rinne móna sin cintóir tóga é sin? Wel, sna daidí tá tá granta ar chindan na chláhála sin an déite, but tá go daidí sé. O hála gur hart ar an chláda tá se bhí ar dainniu a dhéanú ar an seanbhealach anas na ditite seaasal an mara agus nach mún náige da hír a gíthe hiú an talú. Bhharta sin bus balla chléige a thógal hartar a chorú in é sin. Agus bhra síos sin níos mólianas go bhheiciimiid fineise. È stata fatta poi visita alla casa di E e la spiaggia, per dare modo al gruppo dall'Ulster di cercare altro materiale utile per il documentario, cosa non facile in una giornata ventosa. What I can see in shop,
Sioiad na seanchlótha a tháinig amachchas san seanmhálaigh tí a bhí ar leithar an seo. An anad iad a úsáid fáinne chlótha dúchraid, ri mar hen iad a heabhar, agus mar ecinn sibh chlótha atá an tú a bhí lew iarra, lew iaranta, agus mar ecinn sibh éis tá agus tíomh chuir ar éalaigh, agus bhain mar úsáid tú le éid na tíineh seo ógar. Agus ó bhas an seo ríist, feic tíof muid an éid ar bhain úsáid as an orlas an cráíaran leis na chlótha a scáiltiú sa gheile. Maar ik kan de bonjour just cut a cushion la balach more here. Like the shop shop. Oh, yeah. The shop like low yente. I cheat to do it, yeah. I guess she knows me se balach la shinyamnach. Gli mostra a Neil anche il piccolo ponte sul ruscello, anche questo costruito con pietre tagliate col piede di porco. E Kevin può fare delle inquadrature ravvicinate dei segni sulle pietre. Nel frattempo, Neil e Archie riflettono su quello che hanno visto e sentito. Well, Shoshin in the round the first dish. Splayed with the garland. Shouldn't have had splayed, could you? No, again, in your lilac and your eichach in the goal half stuff. Yeah, yeah. I'd have come out inch. Well, we should have given it a shot here to the steel of the need and so on. But I'm not going to change him, as mentioned, I guess. Make my torch at the dime. Was je niet tien, gemaakt kollig is je ski dat kan hier. As mentioned, I couldn't you the Helen go come more. Ham je die geestjach kri baarstach geestjach snijden in geestjach de dingen karen. Hij is veel te terug wie gemaakt keren geestjach. Maar toko. Maar could you have been hooded to clean? You gave it again, how could you? I mean, you know, like a larger and a well, and the dogs. Can you remember? Maar hij zien ik rood. Zeg het het nieuwe week dal stay in de noordkach blierne. Zijn net een beetje terug als in de tagartje show. Zeg het wat zeg kan je kijken en heel is een kindje verschillende tagartje hoe blierne. Ja wel zeg het zal je wat door kistje had ook Hofland is had kaarstelen naar stoelen. Toch laten fijn para gormje hier nu handelsen. E alla fine è arrivato purtroppo il momento di dirigersi verso la costa e verso l'aeroporto del Donegal, così stranamente familiare. Il panorama che si staglia al momento del decollo è incredibilmente simile a quello delle Ebridi. Sapere che la gente laggiù parla con suoni e cadenze simili, anche se le parole non sono sempre le stesse, ci dimostra quanto sia importante rafforzare i legami tra queste comunità. E mentre l'aereo arriva a Benbecula, si pensa già a come ricambiare questa squisita ospitalità in maniera veramente gaelica, quando dall'Irlanda ricambieranno la visita nelle isole. Sinead? Sinead?